Noi siamo sopra la Grande Frana. Di fronte a noi vediamo il paesetto di Casso, che dopo vi consiglio di andare a vedere. Da lassù si vede il posto, diciamo, più interessante per vedere la grandiosità di questa frana, che anche da qua non la vediamo tutta. Comunque, come dimensioni, parte alla diga dove siamo stati prima fino all'ultimo costone che vedete. Questa che vediamo sulla destra è il Monte Toc con la grande lastronata di distacco. Un'altra cosa da dire è che sotto i nostri piedi c'era l'acqua. Dalla diga per 7-8 km c'era questo grande lago. La caduta di questa montagna, che è stata straordinaria come velocità, come compattezza, ma anche come dimensioni. Questa è la frana più grande nel mondo registrata in epoca storica. Grande in volume, non in estensione, stimata in circa 270-280 milioni di metri cubi di montagna. Una cosa veramente straordinaria. E cosa da dire qua? Molti di voi hanno studiato geologia, allora voglio dirvi una cosa. Io di solito non parlo di geologia, anche se qualche infarinatura, io sono un autodidatta su tutto, non è che abbia fatto delle scuole, ma per l'esperienza che ho avuto per il mio passato del Vajont so tante cose. Allora, geologicamente di solito non parlo, ma oggi vi voglio dire una cosa molto semplice. Si dice che la porzione di montagna caduta, questa grande frana conosciuta come la frana del Vajont, sia una paleofrana. Cosa vuol dire una paleofrana? Voi dovreste saperlo meglio di me. In pratica i geologi dicono che da quella montagna di fronte, in epoche non so che periodi, che era, una grande montagna, una grande fetta di montagna è venuta giù, ha riempito la valle e una gran parte è esattamente la stessa pendenza della cima. Vuol dire che in origine il Monte Toc aveva quella forma. Tutto quello che poi era rimasto attaccato è rimasto là milioni di anni, decine di milioni, io non so quanti geologicamente parlando, insomma. Ovviamente il torrente Vajont si era scavato quella gola profondissima dove è stata anche costruita la diga che abbiamo visto, e era rimasta questa paleofrana appiccicata al Monte Toc. Quando l'acqua è arrivata a una certa quota, quando hanno costruito questo lago artificiale, l'acqua è entrata, si è infiltrata e ha lubrificato, diciamo, umidificato questo antichissimo piano di appoggio, ed è stata la causa per cui la montagna si è spaccata e conseguentemente è caduta. Semplice, chiaro? Io meglio di così non ve la so raccontare. È chiaro. Ma come l'ho spiegata noi? Senza lago, senza diga, si suppone non. Per migliaia di anni questa, vi ho detto prima, era una montagna che ci abitavano, avevano costruito case, c'erano pascoli, non si era mai mosso niente. Certo, a fondovalle, dove la gola, il torrente scava, qualche movimento di tipo erosivo c'era, come dappertutto. Anche questa è una frana storica, ad esempio. Le montagne per sua natura sono destinate a... In basso. Ma diciamo che geologicamente parlando la causa è stato il lago. Ecco, detto questo, tu che studiavi ingegneria ambientale, qua c'è tante cose da capire. Intanto su questa frana vi ho detto che il giorno dopo era come un deserto, non c'era un filo d'erba, tutto era sconvolto, eroso, non conoscevamo più il paesaggio. Però gradualmente la natura sta facendo il suo corso, negli ultimi decenni sono nati questi alberi, che pare una cosa naturale, ma in realtà sono nati negli ultimi decenni, anche quelli più grandi. In realtà, quando è venuta giù la montagna, due piccole isole di bosco sono sopravvissute, malgrado il grande trauma che hanno avuto, e in questa zona, e anche in fondo a destra, si trovano ancora alcuni alberi originali, diciamo. E sono un fenomeno bellissimo che sarebbe interessante andare a vedere. Bisognerebbe entrare con chi conosce, con una guida, perché ad esempio questi alberi tutti quasi morti, contorti, sono riusciti a sopravvivere raddrizzando la cima che si è tornata a erigere verso l'alto. Ma di più, i rami stessi di questi vecchi alberi, soprattutto larici, ma anche abeti, anche qualche faggio, i rami si sono trasformati in tronchi. Che vediamo questi vecchi alberi,
qualcuno considera anche testimoni di questa grande frana, con questo fenomeno interessantissimo che i rami si sono trasformati in tronchi. Se ti interessa, c'è stato anche un capitolo su un libretto qua in provincia di Belluno, un giornalista che si chiama Tony Sirena, che sarebbe il figlio della Tina Merlin. Sapete chi era la Tina Merlin? Lui era caporedattore del Corriere delle Alpi, adesso è in pensione, ma ha scritto un libretto anche su un capitolo sugli alberi storici monumentali della provincia di Belluno. E su mia indicazione ha scritto qualcosa anche qua. Te lo trovi questo libretto se ti interessa. Qua vediamo Casso, adesso io con voi devo lasciarvi. Vorrei raccontarvi tante cose delle mie esperienze di quando le lotte per tornare a vivere. Sapete che Erto ha rischiato l'estinzione, cioè la cancellazione come comunità ma anche come paese, perché così avevano deciso la politica. Noi davamo fastidio perché volevamo abitare di nuovo e abbiamo dovuto lottare una decina d'anni, ma lottare a sangue per sopravvivere, per ritornare a poter vivere nel nostro paese che in gran parte si era salvato. Questa storia in parte è documentata, anche se non bene, nel museo che voi potete visitare al pomeriggio a Erto. E approfittatene perché avete già prenotato. Sì. Adesso andate a Casso, lassù potete anche mangiare qualcosa al sacco, la piazzetta, c'è anche non so se c'è anche una specie di sagra, ci sono delle mostre in queste vecchie case. Informatevi, provate a contattare le persone anziane, fatevi raccontare qualcosa. Poi visitate questo paese che è veramente particolare, molto interessante. Sono vere ogni tanto si sente, ho anche letto sui giornali, che c'è ancora l'idea di utilizzare in qualche modo il laghetto residuale? No, il laghetto residuale in sé non ha senso. L'acqua sì, potrebbero teoricamente utilizzarla quando vogliono, perché hanno già predisposto, diciamo, le deviazioni per portarla nelle centrali. L'acqua teoricamente si potrebbe utilizzare, viene lasciata scorrere così, perché c'è l'opposizione della gente, soprattutto l'opposizione morale, ma anche per una questione molto più reale e concreta, cioè l'acqua del Vajont costituisce il minimo vitale ecologico per il Piave. Poi adesso siamo anche in tema di uso dell'acqua pubblica, c'è questo referendum in corso, vi invito a firmare perché la gente è molto disinformata. Praticamente si fa infinocchiare da quello che sente in televisione o che legge sui giornali. Non è così. Il Piave storicamente era un fiume navigabile fino in Cadore, fino a Perarolo di Cadore. Ecco, e la chiamano energia pulita, gli hanno rubata tutta l'acqua del Piave. E l'acqua del Vajont, vi ho detto, costituisce il minimo vitale ecologico per dare un minimo di salvaguardia al Piave, che altrimenti avrebbe dei grossi problemi anche di tipo sanitario. Non riesce a smaltire le fogne dei paesi. In certi periodi dell'anno è completamente secco. Voi siete veneti, mi pare, quasi tutti. Ecco, nella zona di Conegliano, Montebelluna, si passa in sandali. Una volta, quando l'esercito italiano si è risistemato sulla sponda opposta, che abbiamo vinto la prima guerra mondiale, sono morte decine e decine di soldati a guardare il Piave, hanno dovuto fare degli enormi ponti di barche. Adesso non avrebbero problemi a passarlo, vero? Questo è un altro capitolo che, insomma, pensateci un po' su queste cose.